Nel pomeriggio di giovedì 1 novembre si compirà in cattedrale a Chiavari un percorso iniziato nel 2013 quando è stato avviato il processo per la causa di canonizzazione di Don Nando Negri. La cosiddetta fase diocesana prevede la raccolta di tutti i documenti che possano attestare le virtù umane cristiane del sacerdote. Gli stessi saranno consegnati nelle mani del vescovo prima di inviarli alla Congregazione per la causa dei santi a Roma. Il vescovo tanto dichiarerà conclusa questa fase e si raccoglieranno i giuramenti di tutte le persone che hanno operato, quindi che giureranno di aver fatto tutto secondo i criteri stabiliti, di mantenere il segreto d'ufficio, e poi si chiuderà tutta questa documentazione materialmente in alcuni plichi che poi verranno una copia conservata in diocesi e una copia inviata alla Congregazione per le cause dei santi a Roma. La raccolta delle informazioni degli iscritti è avvenuta ad opera di una commissione di periti storici che hanno ripercorso la storia di Don Nando attingendo a varie fonti. Noi abbiamo trovato 424 documenti, di cui una parte, oltre 60 manoscritti di Don Nando. Li abbiamo trovati ovviamente al villaggio del ragazzo, poi li abbiamo trovati nelle parrocchie dove lui ha lavorato, dove è stato presente, in modo particolare a Castello, a Lavagna, a Santo Stefano dove è stato per un periodo, e poi ovviamente abbiamo trovato dei documenti anche che riferivano al suo ministero sacerdotale durante il periodo che è stato al villaggio. In che modo questi scritti potranno contribuire alla causa di beatificazione? Beh, direi di sì, perché raccolgono la storia, tutta una storia iniziata nel 1946 e finita per Don Nando, e continua per il villaggio, finita per Don Nando alla sua morte. Conclusa questa fase, la pratica sarà istruita a Roma, dove seguirà una fase di verifica del materiale raccolto sino ad arrivare alla dichiarazione di eroicità e virtù del sacerdote. Verrà valutato tutto questo materiale sia da un punto di vista storico che teologico e poi, se Dio lo vorrà, la causa procederà fino alla dichiarazione dell'eroicità delle virtù, cioè che Don Nando ha vissuto le virtù umane cristiane in modo eroico, e poi se ci sarà, come dire, il sigillo del Signore, cioè se ci sarà la testimonianza di un miracolo, si addiverrà forse alla beatificazione.